Francesco d'Assisi, vissuto tra il 1182 e il 1126, riuscì con parole semplici, contenute nel Cantico delle Creature, a realizzare una lirica pastorale rivolta alla natura, quale manifestazione di Dio, e a far breccia nella filosofia doloristica e della dannazione medievale. Paradossalmente Francesco, il poverello, ha dispensato a piene mani i valori pagani che saranno i semi del Rinascimento. Questo movimento è invero anche debitore verso i greci della volontà di conoscere, verso i romani della capacità di fare e verso il cristianesimo della ricerca di un lume di speranza nell'aldilà. Francesco rassicura: le cose sono buone e la morte è sorella della vita. Nella tavola del Bonaventura si avvertono i primi segni di un'arte nuova. La figura del santo, sproporzionatamente alta, ripete gli schemi bizantini, ma, osservando i riquadri a lato, le figure vengono riprese in un contesto credibile e nella rampogna agli uccelli perché zittiscano durante la messa, promettendo un sermone solo per loro, vengono rappresentati con precisione tale da riconoscerne le diverse specie. Ufficialmente sarà Giotto ad aprire, più a Padova che ad Assisi, il nuovo genere. Nella piccola cappella degli Scrovini realizza un capolavoro. Osserviamo un dettaglio. Giuda indica la persona da far arrestare baciandola. Ingrandiamo l'incontro degli sguardi. La testa di Cristo è eretta, nobile, non rifugge l'abbraccio. Giuda ha l'aspetto di un animale predatore. È l'attimo dell'esitazione. Giuda che s'arresta. Gli occhi di Gesù gli hanno parlato. Ha riconosciuto la menzogna oppure gli ingiunge di completare ciò che gli è stato comandato? Certo è che Giotto, in questo piccolo particolare, entra nell'anima dei protagonisti e ne illustra lo stato psichico. Masaccio da Panicale, un secolo dopo, in una tavoletta oggi al Museo Nazionale di Napoli, usa l'oro del gotico per sfondo, ma la terra su cui si prostra Maddalena in un dolore disperato è reale e l'ombra dietro di lei lo attesta. La cacciata dal paradiso, il naturalismo dei corpi, la loro umana angoscia di essere viventi, colloca il pittore accanto ai grandi del primo Rinascimento. Nella Trinità, Masaccio aggiunge un ulteriore elemento, l'architettura romana. Si vuole che a dipingere il soffitto a cassettoni sia stato Brunelleschi e la prospettiva, la scena, all'interno di una volta, è corretta. In Firenze, una piccola città, gli artisti sbocciano anche nei monasteri. Fra Angelico si avvale di uno sfondo innovativo. I protagonisti sono in una loggia aperta, circondata da alberi e cespugli in fiore, gelsomini, limoni ed una palma. È il paradiso. Poco conta se a terra Adamo ha lasciato cadere la mela ed Eva la sua rosa. Un altro frate, pittore anch'esso, colse la rosa, metaforicamente, di Lucrezia Butti, monaca nel monastero di Santa Caterina da Siena. Dalla relazione nacque Filippino Lippi, anche lui diventerà celebre pittore. Lucrezia fa da modella nella Salomè
in un affresco dell'amato frate Filippo. Gli edifici non sono più romani, ma rinascimentali. La prospettiva che accentua la profondità, rendendo gradevole il banchetto, per quanto lugubre sarà la portata finale, ossia la testa del Battista. Invero non ci convince l'allineamento del tavolo a destra, che a differenza degli altri non è sollevato dalla pedana. Paolo Uccello della prospettiva fece la sua sposa, a suo modo. Nel momento intenso della battaglia, con cavalieri disarcionati, cavalli abbattuti, le lance proiettano il nostro sguardo verso lo sfondo, così le frecce delle balestre oltre il campo dello scontro, su terreni arati, ove il cane insegue la lepre, un arciere innesta l'asta sotto lo sguardo di un alabardiere. In un'altra scena, Niccolò da Tolentino, condottiero fiorentino, su cavallo bianco, guida i suoi all'assalto dei senesi, ben più numerosi. 2 lance, una con stendardo, indicano la via cinta da un muretto, ove cavalieri di retroguardia sorvegliano la strada. Qualche scaramuccia ed un inchino si intravedono in lontananza. L'opera è del 1438. La battaglia si svolse nel 1432. Andrea del Castagno dimostra nel suo giovane David una ricerca anatomica lontana da ogni gigantismo. È un corpo snello, un peso leggero se fosse un pugile, che tuttavia, grazie alla forza divina, ha abbattuto un gigante, la cui testa giace sui piedi onde il suo avvertimento è per chi resta, il sasso è pronto nella sua fionda minacciosa, realtà più di lui che pare sospeso nell'aria. Domenico Ghirlandaio loda il cristianesimo e gratifica il committente inserendo Lodovica Tornabuoni in visita ad Anna, che ha generato la Vergine in un ambiente ricco di decori romani, ma di impianto rinascimentale. Fra Carnevale inserisce la nascita della Vergine in uno spazio che anticipa il neoclassicismo palladiano. La circostanza ci consente una precisazione. A nostro avviso, la pittura intuì e rappresentò la nuova architettura prima che questa fosse realizzata. Ogni arte ha il suo tempo. A nostro parere, la scultura apre e la musica chiude le stagioni artistiche. Nel frattempo, lo studio scientifico procede e Federigo da Montefeltro, soldato ferito, come diremo, ed uomo di Stato, vuole ricordare che ospitò filosofi, musici, storici e scienziati. Lo studiolo che vediamo affrescato è zeppo di libri, liuti, strumenti di misura. Combattendo, perse l'occhio destro. Piero della Francesca si inventò di riprendere il profilo buono del duca in dialogo con quello della moglie. La precisione del volto di lui, dal naso aquilino e di capelli irsuti, si contrappongono a una lei dalla fronte alta. La moda lo esigeva, il volto pallido, lo sguardo spento, mentre lo sfondo è gremito di castelli, mura turrite, placidi fiumi su cui veleggiano imbarcazioni. Con Pietro la prospettiva è perfetta e la città è ideale. Tra il gruppo di artisti
interessati alla dissezione anatomica dei cadaveri per carpire i segreti dal corpo umano, attività ufficialmente proibita, rientra Luca Signorelli e nel giudizio universale darà prova del suo apprendistato. Ma il maestro della scuola umbra rinascimentale è Pietro Perugino, che oltre a lasciarci la consegna delle chiavi a San Pietro in un'ampia, forse troppo prospettiva geometricamente perfetta ed emozionalmente glaciale, avendo gran fama e molte commesse, ci fece la grazia di includere tra gli allievi del suo studio, della sua scuola, il giovane Raffaello, che a Roma troverà approdo felice a servizio del papato. La scuola di Atene è la sintesi degli elementi propri del Rinascimento. Prospettiva realista, recupero della grandiosità romana, orgoglio degli antenati, degli scienziati, filosofi, pittori, qui rappresentati con il volto che realmente avevano i loro successori coevi di Raffaello. Quello seduto con il gomito appoggiato ad un blocco di marmo è Michelangelo. Il giovane in piedi alla sua destra è Raffaello. A Siena, tuttavia, si indulge nel coltivare uno stile artificiale, medievale, in opposizione culturale a Firenze, città ostile. Nella prima metà del 1400, il Sassetta interpreta così lo sposalizio mistico di San Francesco e di Giovanni di Paolo, pittore senese. Nella prima metà del 1400 il Sassetta interpreta così lo sposalizio mistico di San Francesco e Giovanni di Paolo, pittore senese, rappresenta lietamente il giudizio universale. Seguendo un percorso triangolare, a Milano Leonardo, scienziato prestato alla pittura, affresca l'Ultima Cena con sobrietà nordica. Le nebbie, i freddi inverni inducono alla malinconia. La Vergine delle Rocce è avvolta da una natura precaria, in un paesaggio astratto primordiale. Ancora molto c'è da cercare, conoscere e sapere. Il sorriso misterioso, ambiguo, ironico di Monna Lisa suggerisce questo sentimento. Oltralpe, Albrecht Dürer conferma la fatica del procedere alla luce della sola scienza. Gli strumenti non bastano ed un senso di finitudine rattrista l'animo. Il titolo della stampa è Melanconia. Osserviamo l'autoritratto, preciso come una fotografia, ma lo sfondo è nero. Matthias Grünewald può ritenersi l'estremo nord del Rinascimento ed il suo Cristo in croce è di un realismo straziante. Osservate il volto, le labbra, la fatica del respiro, poiché in croce si muore per asfisia. Precipitiamo a Padova, ove Mantegna, con una dolce maternità, ci rasserena, per terminare a Venezia. Come poteva una città essere costruita sull'acqua se non miracolosamente? E nel miracolo della croce, Gentile Bellini la fotografa. Com'era e com'è? Ponti, gondole, gremita di turisti, fedeli, disposti persino a tuffarsi per salvare il reliquiario. E la prospettiva? Come poteva un pittore separare il cielo dall'acqua, se questa e quello si replicavano sui vetri, sugli specchi e quindi preoccuparsi di linee geometriche?
Solo un fulmine può aprire un varco in cielo illuminando una natura prodigiosa e prolifica. E Giorgione lo fotografa.